Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Come era mia abitudine, avrei dovuto essere presente alla prima lezione, in cui tra l'altro è stato anche assegnato il premio Achille Laura Gorlato. Non sono potuta essere presente e quindi lo faccio non all'inizio, ma per chiudere questo ciclo. E mi fa anche piacere essere presente alla fine, perché con nostro sommo rammarico dobbiamo salutare il professor Viggiano, che chiuderà con questo corso di storia i tanti corsi di storia veneta che ha diretto in questi anni. L'abbiamo trattenuto moltissimo, anche quest'anno aveva resistito, ma abbiamo voluto che fosse ancora tra noi. Ovviamente la sua dedizione per l'Ateneo rimane, ma tutte le cose, come dire, hanno un fine. Ma mi corre davvero l'obbligo di ringraziarlo di cuore. Il corso di storia veneta è uno dei corsi tradizionali, forse il corso più tradizionale, non so se si possa dire in italiano, che abbiamo in Ateneo, e il professor Viggiano l'ha sempre tenuto con grande competenza, che è la sua competenza di storico, con grande fantasia nell'individuare gli argomenti e devo dire con tanta passione e una capacità oratoria per cui rimaniamo ogni volta incantati e non vorremmo mai che queste lezioni finissero, quindi grazie per tutti questi anni. Non si eclisserà, ma farà, come dire, il direttore ombra per qualche tempo di chi lo sostituirà. La lezione di oggi è una lezione incredibilmente attuale. Foresti originari. L'argomento è di tutti i giorni. Chi è, come dire, qui e chi viene da fuori. E quello che viene da fuori, quando è che può dirsi che diventi uno di qui, uno di noi? Un eterno problema che nella storia è stato risolto in diverse maniere, e quando dico risolto vuol dire risolto, cosa che invece noi oggi, nonostante gli anni, decenni, secoli passati, ancora probabilmente non riusciamo a fare. E ancora una volta parliamo di noi e di loro. Chissà, professore, che tu non ci illumini per qualche soluzione anche per la nostra realtà. Grazie. Beh, un ringraziamento a me per queste parole gentili e anche, devo dire, immeritate, e grazie anche a tutti voi presenti anche questa sera per sentire una storia tra le tante che così avevo pensato di tirar fuori così dal cappello per contribuire al quadro del corso. E ci sono state diverse esigenze che mi hanno spinto a scegliere il caso di cui parlerò questa sera tra pochi minuti. Una è anche banalmente cronologica, no? Nella prima lezione io vi ho raccontato una questione quattrocentesca, cioè cosa c'è dietro la costruzione di una legge che riguarda l'ordine pubblico, diciamo così, no? E che separa in modo così netto, come stava facendo anche la cultura umanistica di allora, l'uomo civile, il cittadino, rispetto a quello che abita fuori dalle mura, il villicus, che proprio così per sua natura è pericoloso. E avevamo cercato di vedere quali possono essere i molteplici padri materiali, intellettuali, le paure che stanno dietro la formulazione di una legge di questo tipo, di un decreto del Consiglio di 10 come quello che appunto ho esaminato. Poi gli amici che le 2 settimane successive hanno preso questo posto, Giovanni Florio e Erasmo Castellani, ci hanno portato verso il primo, il mondo della terraferma, il secondo verso le province marittime,
E hanno cercato di inquadrare, come avevo detto nella prima lezione, non le grandi rivolte, le rivolte epocali, quelle che cambiano, come dire, la natura della Costituzione dello Stato, che altre realtà europee conoscono nello stesso periodo, no? Se posso ritessere un attimo il filo della narrazione di 3 settimane fa, l'esempio francese, l'esempio tedesco, anche l'esempio spagnolo, sono esemplari da questo punto di vista. Ma che significato hanno, ci eravamo chiesti, nell'area interessata da questo corso, che significato hanno i diversi tipi di tensione, non necessariamente quelle che portano a una mutatio regiminis, come dicevano i capi del Consiglio dei 10 nel 1468, paventando quell'eventualità. E allora questo ci porta anche a interrogarci, forse in modo anche più generale, non soltanto limitato alla storia del periodo, come si dice, moderno, quello che arriva fino al termine del Settecento, ci porta anche a interrogarci intorno a qual è il rapporto tra il modo in cui un potere si legittima, cioè viene riconosciuto come autorevole o almeno in parte degno di qualche riconoscimento, questo da una parte, e le tensioni dislocate all'interno di una società stratificata, complessa, diversa dalla nostra, come appunto quelle che abbiamo sentito. Allora veniamo a parlare del nostro caso. E comincerei subito, come hanno fatto i miei amici, li seguo, partendo subito da una prima apertura. Traggo gran parte delle notizie che vi leggerò da un processo criminale. L'avete già capito frequentando questo corso, che i processi sono non forse il documento, ma certamente fra i documenti più eloquenti per chi vuole studiare le tensioni, i dissensi, le forme di emarginazione, le forme di criminalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. L'ordine pubblico. Questo processo si svolge a Brescia. Si svolge a Brescia, ma come vedremo presto, non riguarda soltanto Brescia. Inizia nel luglio del 1785. Già da qualche mese erano circolate delle notizie raccolte da sbirri, dalla squadra degli sbirri e dal suo dirigente, si chiamava il contestabile, il commestabile di Brescia, che aveva informato il rettore della città, il quale a sua volta aveva comunicato a Venezia queste notizie che gli erano arrivate sul tavolo, raccolte da questi informatori dislocati nel territorio bresciano. Era stato fatto come si usava allora, era stato costruito una sorta di processo informativo, un processo fluido, ancora controllato dal rettore, che a un certo punto poi però era costretto, nel caso avesse compreso la gravità, avesse messo in luce con le sue inchieste dei suoi funzionari, dei suoi sbirri, insomma, la gravità del fatto, aveva informato il Consiglio dei 10 a Venezia. Il Consiglio dei 10 aveva letto questo mandato e aveva ordinato immediatamente al rettore di aprire un fascicolo processuale. Ed è a questo momento che si attacca l'inizio della mia relazione. La vicenda viene raccontata nel dettaglio nella lettera del capitano e poi viene ripresa quasi con le stesse parole, proprio una fotocopia, dal decreto del Consiglio dei 10 che consegna al rettore l'autorità di procedere come fosse lui il Consiglio dei 10, quindi con la massima severità nei confronti dei soggetti implicati in questa vicenda.
Il capitano, il rettore veneziano, dice: ho ricevuto alla fine una denuncia, dopo aver svolto le indagini, di un tale Pietro Belli vicentino. Questo Pietro Belli, lo conosceremo, è un pentito, diciamo così. E cioè era membro di questa banda che poi viene messa sotto accusa ed è lui che rivela delle questioni. Infatti Belli ha detto: guarda, io vi racconto tutto, ma mi raccomando, concedetemi l'impunità per la complicità nel delitto, dice proprio così. E racconta una storia che, muovendo da una manciata di piccoli villaggi fuori Brescia, come una specie di epidemia, si allarga e raggiungerà il territorio di Bergamo, di Crema, arriverà anche oltre Mincio a Verona e poi si spanderà anche nel Padovano, lambirà il Vicentino. Insomma, un bel problema era nato in quei 6 mesi. Qual era questo delitto così grave da richiedere l'intervento del Supremo Tribunale veneziano? Dice proprio così. Si tratta di una serie di attestati. Dopo vi spiego cos'è, ma intanto sentite cos'è questa, quando uno apre il fascicolo e legge questa roba, no? Una serie di attestati, di passaporti, di aggregazioni a scuole fraterne, che costoro, la setta, come viene chiamata, la banda, che costoro esibiscono col nome dei pubblici rappresentanti, falsi nell'estesa e falsi nelle sottoscrizioni. Allora a noi qua pare di capire che c'è della gente che è ritenuta di avere in saccoccia dei documenti falsi. Così capiamo, senza sapere nient'altro. Proscritti per molteplici proclami della Repubblica precedenti. Ecco, cominciamo a comprendere adesso con dei nomi, con delle etichette, i pitocchi, i questuanti forastieri, questi proscritti, hanno aggiunto al documento originario che loro hanno falsificato, hanno aggiunto una clausola di poter ottenere la carità pubblica nonostante qualunque ordine o proclama in contrario. E aggiunge altre cose che vedremo. Allora, spieghiamo un momento. E poi vediamo anche qualche immagine. Allora, si tratta di questo. Una banda di una ventina di individui, che poi identifichiamo nel corso del nostro processo, partendo da Brescia, scusate, si è organizzata nel mettere su, come dire, una PMI, una piccola impresa, di falsificazioni di documenti che vengono concessi dietro corresponsione di un scheo, di uno zecchino. Questi documenti sono fatti bene, e cioè prendono esattamente il cliché dei documenti pubblici che erano dedicati, che erano stati predisposti esattamente per fare questo. Una norma del Concilio Tridentino, una norma molto precedente, dunque i fatti 2 secoli precedenti, 2 secoli abbondanti, i fatti che noi stiamo seguendo, una norma del Concilio Tridentino aveva prescritto, aveva deciso che tutti coloro i quali desiderassero rientrare a far parte
del grande corpo della Chiesa cattolico-romano-apostolica, una volta che ne erano fuoriusciti, avrebbero potuto farlo seguendo certe procedure e qualora avessero seguito queste procedure avrebbero anche ottenuto una documentazione che testimoniava di questo pentimento, di questa necessità. Quando vedremo le microbiografie di questi personaggi capiremo ancora meglio cosa vuol dire ritornare nella fede cristiano-cattolica apostolica dopo averla abbandonata. Ma allora dietro questa vicenda che di cui stiamo cominciando a togliere un po' di fumo, un po' di nebbia intorno, c'è questo fatto. Questi documenti in realtà hanno l'incardinamento che vi ho detto. Una sorta, potremmo dire, di burocratizzazione della pubblica carità e della pubblica assistenza. Uso questo termine con cautela perché noi sappiamo che, pensate un po', già nel V-VI secolo d.C., lo racconta un grande storico inglese che si chiama Peter Brown, che ha fatto un libro sulla povertà nel V e VI secolo, i monasteri già disponevano di mandata, cioè di quinto, sesto, cioè 500-600, non 1500-1600, disponevano di liste precise di individui che potevano, attraverso l'istituzione religiosa, ottenere una sovvenzione. Cosa dice? Continuiamo a leggere brevemente questo proclama che aggiunge: è vero, ci sono state delle spie, è emerso così questa vicenda di questa industria della falsificazione dei mandati di povertà, ve ne farò vedere un paio. Ma il vero motore, no? Il vero convitato di pietra di questa denuncia è facilmente identificabile. Sono i sindaci e i parroci delle piccole comunità del contado. Sono le scuole di devozione, sono le confraternite rurali. Allora questo ci può interessare. Nel corso del processo, che è lungo 600 pagine, per cui è un problema tirare fuori quello che vale la pena di raccontare, quello che si deve tacere, tutti questi parroci, sindaci, quindi ecclesiastici e laici, direttori di scuole pie, di confraternite, del Sacro Cuore di Maria, per i poveri e affamati, eccetera, eccetera, rilasciano le loro deposizioni alla giustizia, denunciando, ribadendo, facendo mettere nero su bianco le ragioni del loro malcontento. Sentite un paio di queste voci, di questi denuncianti, di questi accusatori. Il sindaco di Adro dice: sì, è vero, spiegano il meccanismo, spiegano esattamente la procedura. Questi venivano, bussavano alla porta del sindaco o del capo della confraternita, questi notabili, queste elite di villaggio, potremmo dire questa prima borghesia rurale, e esibiscono questo mandato, bello, fatto bene, col bollo ducale, della stamperia ducale, con l'immagine del leone di San Marco, con la sottoscrizione firmata dal rettore. Sono venuti, io molte volte li ho cacciati perché mi disturbavano me e i miei lavoranti. Io ho una bottega di Scarparo e non voglio che questa gente rompa le scatole mentre io lavoro. Interessante questo aspetto del lavoro e del contrasto tra lavoro e povertà e questua, su cui tornerò.
Poi sono i massari che gli pagano delle somme, sono venuti in 2, in 5, ma non riesco a identificarli bene. Mi puzzava, immaginavo che quei mandati fossero falsi e che quegli uomini fossero dei birbanti, ma però si stava... Immaginiamo questo interrogatorio trascritto un po' burocraticamente dal cancelliere, ma doveva essere molto più vivace, possiamo immaginarlo, vero? Ecco. Ma si stava sulla buona fede, già ci angustiavano per avere l'emosina, dicendo di aver molti figlioli, stavano con le braccia aperte quei disperati e poi si scacciavano, e quando si scacciavano loro bestemmiavano orrendamente e si davano a vedere per baroni e mala gente. Ricordano in aggiunta che soltanto pochi di questi questuanti, e qui ci offre un'altra indicazione, esibivano la patente patriarcale. Cosa vuol dire? Vuol dire che per quella famosa legge che vi ho detto, chi otteneva questa sorta di privilegio di questuare qualora ritornato da un'altra fede, non doveva soltanto avere in saccoccia il documento redatto dal governatore civile delle province, ma anche del vescovo, però questi del vescovo non ce l'avevano. Un altro di questi, un tale Bonari, guardiano della scuola confraternita del suffragio dei morti, c'è un'esplosione nel Settecento di queste confraternite, di queste associazioni. Segno che quella società che nel 400 abbiamo visto ancora elementare, posta in uno sfondo lontano, come in un'ombra minacciosa, adesso si è articolata. Questi sono venuti 2 o 3 volte in autunno. Io non lo lessi, né la prima né la seconda volta, perché d'accordo col mio collega, un altro guardiano, erano 2 questi guardiani, non volli di ragione della scuola esborsarvi un soldo. Poi alla fine gli abbiamo dato qualcosa. Poi dei confratelli gli hanno dato, qui vediamo proprio delle micro rappresentazioni teatrali, non so come dire, no? Vediamo delle azioni. Sì, poi in realtà ci sono stati dei confratelli che recitavano nell'oratorio i 7 salmi penitenziali e allora gli hanno dato una moneta pur di tirarseli fuori dai piedi. Il meccanismo è chiaro. Delle leggi che hanno mosso questi uomini, vi ho detto, vediamo qualche immagine che racconta qualcosa sia di queste procedure che del timore, della differenza che una società che comincia a sentirsi, e vedremo in che modo, dignitosamente ordinata, guarda al pezzente, al pitocco, al questuante. Qui è il quadro che ho scelto per l'apertura del nostro saggio, del nostro corso. È un quadro di un pittore famoso del Settecento, Magnasco, che racconta una storia che incontriamo in decine di procedimenti penali. Il furto sacrilego. Il fatto, cioè, che mendicanti e vagabondi, uomini senza volto e senza patria, di difficile identificazione, nottetempo entravano nelle chiese, negli oratori, nelle chiese di campagna e sottraevano pissidi, arredi sacri, saccheggiavano la cassella delle monete e talvolta anche per farsi un po' di caldo, quando non facevano questi furti sacri più gravi, portavano via qualche banco per accendere un fuoco.
Questo si chiamava il furto sacrilego e qui viene rappresentato molto bene da Magnasco su un caso reale accaduto a Crema nel 1730-31, quindi in territori molto vicini a quelli che stiamo percorrendo, e qui vediamo la vicenda. Questi quadri sono sempre in azione, assomiglia un po' a una tecnica di un ex voto che viene fatto per, come dire, ripristinare la purezza di un luogo sacro offeso, no? Così, e quindi fa vedere un po' movimento, ma qui è evidente con la scala dei ladri stanno entrando in una chiesa e poi escono, ma poi vedete c'è una ribellione dei morti del Camposanto che escono dalle tombe e che li mettono in fuga. Questo è un ritratto che, prima di leggere i ritratti che vengono fatti un quadro abbastanza celebre, prima di vedere invece quello che viene scritto nel processo, che insomma sembra quasi descrivere questo quadro, è un quadro di Giacomo Cerutti, un pittore bresciano, detto il Pitocchetto, che adesso è abbastanza famoso, insomma. Ecco. E racconta e descrive 3 mendicanti, vestiti così, poveramente. Il Settecento è un momento in cui questo tipo, contemporaneamente ai fenomeni che stiamo cercando di cogliere, contemporaneamente a questi fenomeni, esplode una pittura di genere dedicata appunto a questo soggetto. Non che mancasse prima. C'è una famosa stampa di Rembrandt, per esempio, non voglio invadere il terreno degli storici dell'arte che fanno un altro corso, ma c'è questa cosa, c'è questo genere, ma qui adesso esplode questa mania della rappresentazione del povero questuante. Ci sarebbe molto da dire sui motivi di questa epidemia di riproduzioni, ma fermiamoci per il momento a questo. Ecco qui l'incontro di un altro questuante con un occhio guercio. Questo è sempre il Pitocchetto nel bosco. Questo è uno dei mandati falsi di cui vi sto parlando. Dei mandati che cioè vengono trovati dagli ispettori all'interno delle saccocce di questi malviventi. Permesso dal venerato proclama del magistrato eccellentissimo della sanità in proposito di questuanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qui esattamente è quel documento che questi poveracci avevano in tasca nel momento in cui battevano la porta delle pubbliche scuole, delle scuole di carità. E descrivono, vedete, si parla di tale Vincenzo Berteri e Anna Maria di lui moglie di civile condizione, ed ora caduti in bassa condizione a motivo del proprio padre per molte disgrazie, essendo questo carico di famiglia e non potendo procacciarsi il necessario il loro sostentamento. E allora gli concediamo di poter questuare in quanto possiedono quei documenti che li abilitano. Però vedete, questo è un mandato stampato a Brescia, concesso da Tommaso Sandi, podestà e vice capitano, e quindi questo è un mandato ufficiale, è un passaporto dello Stato. E allora qui sorge un problema. Non si può falsificare un atto del principe, non si può falsificare un documento di identità, perché questo sarebbe un crimine di lesa maestà. E quindi come ci muoviamo? È un problema che gli autori e i promotori di questo processo, il Consiglio 10, avranno presente e a cui daranno una soluzione di cui vi dirò in fondo. Vediamo un altro documento. Ecco, questo invece è di Zaccaria Morosini, capitano di Vicenza.
il quale, vedete, stampano i nomi di questi protagonisti, non è, dice Magistrato Venezia, in materia di questuanti, turchi, ebrei, luterani convertiti alla Santa Fede, e mette i nomi. Questi due sono forse i capi di tutta questa setta, e cioè Marco Monaco e Maria Caterina, sua moglie, che dal luteranesimo si sono riconvertiti, e quindi esortiamo tutti, e soprattutto i reverendi parroci, raccomandandoli dove occorre pure i decani, i governatori, i sindaci delle comuni, massari delle fraglie, luoghi pii e conventi, a ciò li sovvengano. Questo è un altro dei documenti che vengono trovati nelle tasche, prodotti in numero altissimo, nelle tasche di questa specie di industria della furfanteria. Di cosa si tratta? Beh, c'era un modo per ottenere la rimmissione nella fede, diciamo così, nella comunità dei cristiani, che era la vera cittadinanza di allora. Era il battesimo, come è stato spiegato molto bene, era l'atto che consentiva agli individui di essere riconosciuti come portatori di qualche diritto. Comunque, al di fuori della fede si è foresti. Quindi vedete come ci sono delle complesse nozioni di cittadinanza. Non è solo chi abita nella città e chi abita nel contado, non è solo chi appartiene allo Stato Veneto o fuori dello Stato Veneto, c'è un'altra appartenenza, c'è un'altra cittadinanza che fa aggio su tutte le altre. Questo documento lo dimostra, perché ottenere un frammento a Loreto della veste della Vergine Lauretana, della Vergine di Loreto, col timbro dei custodi del santuario, concedeva a questi signori una scorciatoia per ottenere quella facoltà di chiedere la carità. Naturalmente anche questo è falso, anche questo è falsificato. E cioè questi signori erano dei gaglioffi intelligenti ed erano ben informati su tutte le procedure necessarie per ottenere un piccolo diritto. No, questo. Scusate. Ecco, avevano anche questo sulle maglie, questa specie di stemmino, come quelli che si usavano a mettere nelle divise o nelle giacchette dei club delle università londinesi, questo stemmino con Leone di San Marco e con il loro nome, c'è anche il loro nome, si legge male, e questi mettevano sulle loro vesti anche questo stemma. Questo stemma. Questo è un altro bel privilegio che ho potuto fotografare stentatamente, perché sennò poi in archivio ci sgridano perché roviniamo i documenti, insomma va bene, ma questo è un privilegio, vedete, molto bello, in una pergamena, con Leone di San Marco, che concede quelle facoltà che vi ho detto, e questo è invece un documento sottoscritto dai reggenti di una scuola, di una delle scuole del territorio di Crema, la scuola della Buona Morte, nella chiesa di San Zenone, nella villa di Montodine, in questo territorio, in cui noi diamo sempre a quel signor Marco Monaco e sua famiglia la facoltà di poter chiedere la carità. Viene interrogato per primo l'informatore, il pentito, questo signor Antonio Belli. Cosa fai? Sono di professione vendi galanterie, e cioè girava di villaggio in villaggio vendendo delle cose che si mettevano per abbellire, un po' poveramente, ma insomma, le vesti.
ho conosciuto tale Giuseppe Rubini, che però mi ha detto che si chiamava Angelo Grassini, calvinista, convertito. Vedendo il male in arnese, anche se avevo la mia cesta delle galanterie, avevo questa cosa che mi dava un commercio, ma mi vedeva male in arnese. E sentendomi lagnare che poco ritraevo da vivere, mi disse che potevo guadagnar bene qualora gli avessi dato uno zecchino. Mi aveva promesso, aggiunge Belli, che mi avrebbe poi consegnato un mandato delle pubbliche rappresentanze con cui sarei passato, come lui, per calvinista convertito e avrei potuto girare per le ville, per le comunità dello Stato della Repubblica. L'affare si compie e così con questo mezzo ho potuto girare e far conoscenze a Brescia, a Crema, a Bergamo, a Verona, a Vicenza, a Padova, con Marco Geno, con Marco Monaco, quello lì, quello di quel documento, che però si fa chiamare anche Biasio Genovese, altre volte si fa chiamare napoletano. E anche con Bernardo Boeman, che si fa chiamare Giovannon di Villanova d'Asti, di Piemonte, e che dice di essere della lingua d'oca. O anche con un certo Francesco Trombetta, veneziano, che ogni giorno si cambia di nome. Allora qui c'è una cosa piuttosto interessante. C'è un tourbillon di gente che cambia identità e nome giorno dopo giorno. Interessante. L'altro giorno sono andato a rivedere un film bellissimo che molti di voi avranno visto, Barry Lyndon di Kubrick. Io quando l'avevo visto non mi ero accorto di questo, ma poi ho letto il processo e mi sono venute in mente tante cose. A un certo punto c'è una scena che ci dice tutto di Barry Lyndon e forse io costruirò la narrazione di questo caso avendo in mente la narrazione cinematografica. Allora, a un certo punto, dopo averne già combinate di tutti i colori, essere stato arruolato nell'esercito inglese, degradato, a un certo punto a Barry Lyndon, soldato semplice, d'esercito di Sua Maestà, irlandese però di nascita, vede due commilitoni che amoreggiano in un laghetto e si promettono eterno amore, questi due soldati. E uno dice: ma mi dispiace, devo allontanarmi perché devo andare da un rappresentante estero di là del confine, dai prussiani, e ho tutti i mandati. E Barry Lyndon sente questa voce, prende il cavallo di quel signore, prende il suo mandato, prende la sua carta di riconoscimento, la carta che gli consente di muoversi, e va. Poi verrà riconosciuto un altro climax e anticlimax e così fino alla fine di quel meraviglioso film. La cosa interessante è che anche quello non mi ero accorto le prime volte che lo vidi, il nome di quell'ufficiale, ironicamente, era in tedesco Fakenam, ma fake name, nome falso. Ecco. E infatti verrà riconosciuto immediatamente. Allora, il Settecento, raccontato nel romanzo che è degli anni 40 dell'Ottocento, ma ambientato al tempo della guerra dei 7 anni, cioè dal 1756 al 1763, più o meno questi anni qui di cui stiamo parlando, evidentemente questo problema della falsa identità, del certificato che ci attribuisce una qualità sociale, che ci consente di essere riconosciuti. Beh, questo problema era all'ordine del giorno. Questo problema era all'ordine del giorno. E definiva il passaggio tra l'essere inserito in un circuito di potere, di prestigio, e dall'altra parte di essere escluso come ignobile
oscuro, individuo pericoloso. Il crinale è molto sottile e questi signori che vediamo in questo processo giocano a cavallo di questa linea sottile. Vediamo le ultime cose di questo processo che voglio raccontarvi. Vi ho detto, c'è questa impresa. Ma sono dei problemi leggendo il processo. È chiaro che per fare questi documenti bisogna avere degli amici nelle pubbliche stamperie a Brescia e a Verona, nelle stamperie che hanno il privilegio del bollo ducale. E allora il problema è di spostare l'indagine da questo cosmo di avventurieri a un mondo più dignitoso, quello dei funzionari dello Stato. E qui vengono fuori delle cose interessanti e scorgiamo altre zone grigie. Ad esempio, quel Pietro Trombetta che vi ho citato era un lavorante della stamperia ducale di San Marco e aveva praticato per anni nel mezzà, dicono così i testimoni, dell'avvocato Burkovic di Venezia. E poi, in un momento, in una congiuntura sfavorevole, si era impoverito, ha sedato la macchia ed era entrato a far parte di questo giro che stiamo scorgendo, di questa setta, di questa banda, e aveva messo a disposizione di questa banda evidentemente dei suoi saperi tecnici, pratici, delle sue conoscenze. Ad un certo punto nel processo verrà condotta una perizia grafica, e cioè verranno chiamati i fanti di una magistratura veneziana, la Vogaria di Comù, e verrà chiesto loro di vedere se le firme dei rettori apposti su questi, dei rettori veneziani apposti sui documenti, sono autentiche o meno. Allora loro andranno a prendere dei libri ufficiali sui quali i rettori, dopo aver prestato il giuramento al momento dell'elezione, devono mettere la firma e diranno sì, questa è buona e questa non è buona, e troveranno molte di false. Allora questo Trombetta e i suoi amici sapevano imitare, talvolta bene, talvolta in modo un po' sgraziato, anche le pubbliche firme. Sono molto interessanti le descrizioni di questi soggetti, perché appunto il problema poi è quello che bisogna identificare queste persone per prenderle, perché questi sono come Zelig di Woody Allen, cambiano nome tutti i giorni e probabilmente hanno anche più documenti con nomi diversi. Sentiamo due testimoni. Francesco Trombetta, anni 30, carnagione bianca, statura grande, piuttosto grasso, capelli neri in coda, involti in una bandetta a rullo, veste un abito di panno piuttosto lacero, color di vino, camisola con un bavarese, con un bavero, di color caffè, cappellin tondo in testa. Vincenzo Berteri può avere 45 anni o giù di lì, di statura piccola, mordo di carnegione, capelli neri legati in coda, vestito, non so cosa sia, di un droghetto lacero, color cinericcio chiaro, con bragozzi neri, anche questi laceri, cappello a 320, a 3 punte. Sartori, statura media, moro, capelli neri in coda. Ma e questo mi è interessato. Ma del di lui vestito non posso render conto, dice questo testimone, perché erano più di 8 mesi che non lo vedevo. Allora, questi evidentemente non avevano tanti vestiti, insomma. Oppure la giustizia aveva fiducia che questi gaglioffi portassero sempre la loro divisa. Ma insomma, queste sono, avete capito, sono le prime carte di identità. Il momento in cui, per la prima volta, attraverso queste procedure di controllo, il potere crea una carta di identità. Iscrive i nostri caratteri esterni in un documento pubblico. Un altro ha una veste color turchino, cappello a 320, Pietro Renzi è grossiero, veste di color verde e bragoni neri. Insomma, ci pare un po' di vederli, questi qui. Boeman è più facile da identificare,
perché storpiano la man destra per un colpo di apoplessia ed è anche grasso, e poi si veste sempre da pellegrino, quindi Bohème, che è un altro dei boss, lo potete beccare più facilmente, perché questi erano la macchia, poi li prendono. Il processo durerà 4 anni. Interessante. Prima non li prendevano, poi li prendono, li mettono in carcere a Brescia, ma poi evidentemente c'è qualcuno tra Venezia o questi giudici o questi cancellieri che vuol rompere le scatole, che non gli basta accontentarsi di mettere le mani su questi, devo dire, simpatici gaglioffi, ma vuol capire esattamente quali sono i meccanismi di appropriazione di una, come dire, di un'investitura pubblica. Perché dice, se la gente è così pronta a falsificare un documento, noi dobbiamo temere che delle falsificazioni potranno essere ancora più pericolose per la vita dello Stato. C'è un'ossessione nel Settecento per il falso, per i falsi contratti, come dire, per i falsi brevetti di fabbricazione, e i documenti raccontano a bizzeffe di queste procedure di falsificazione. Un cancelliere in Dalmazia in questi anni verrà accusato di aver falsificato un sigillo ducale, ma se la passerà peggio di questi, perché lo condanneranno a morte. In questo processo c'è evidentemente il tentativo, non esplicito, ma noi lo possiamo inferirlo dalla lunghezza di questo processo, c'è il tentativo di andare a vedere quali potrebbero essere state le complicità a livello di autorità di governo. Vengono interrogati tutti i rettori. Non è una roba indifferente, perché testimoniare in processo a un processo, insomma, era ritenuta una cosa un po' ignobile. Essere interrogati, e vengono interrogati tutti i rettori di questa città, che dicono no, ma noi non, sì, forse ho visto, ma era il mio cancelliere, ma noi non facciamo di queste cose, io non ho firmato niente. Non è un caso che poi il processo si fermerà lì, nel momento in cui arriverà nel gioco, no? Di spinte centrifughe e centripete che abbiamo raccontato tante volte tra Venezia e la terraferma, Venezia e lo Stato d'Amar, si fermerà alle porte del Palazzo Ducale, no? Si fermerà così, questi prenderanno un bando perpetuo e usciranno dallo Stato. Non era difficile rientrarvi, però con il bando ci si poteva rischiare molto. Ci sono molte domande che emergono, no? Dalla lettura di questo processo, e provo in chiusura a porne alcune. Ma allora, che cos'è la povertà? Che cos'è la qualità dell'essere povero che innesca questi meccanismi che ci illuminano poi su procedure e strutture sociali molto più complesse? Che cos'è la povertà all'interno di questa società? E soprattutto una vicenda come questa, e vorrei rubarvi qualche minuto conclusivo su questo interrogativo, una vicenda come questa, con la sua data, 1785. Ho detto dura 4 anni, 1789. E c'è un documento del 1789 in cui uno di questi viene condotto nel carcere del Broletto di Brescia nel settembre del 1789. Scusate la mia falsificazione con Barry Lyndon e su quello che non capivo. Questo film termina con un documento del 1789 ed è il documento in cui a Barry Lyndon, ormai in disgrazia, viene assegnata una piccola somma annuale di cui lui godrà soltanto se tornerà in Irlanda. Questo è interessante, perché il 1789, il settembre, l'ottobre del 1789, un fatto minimo come il Broletto, una vicenda romanzesca come quella dell'avventuriero inglese, non è un anno indifferente.
da un'altra parte del mondo hanno appena preso la Bastiglia. Ecco. E allora, cosa sta cambiando a livello di società, di sensibilità? Questo processo ci può rivelare qualcosa a questo proposito oppure no? E cioè può rivelarci come si stanno incrinando delle strutture culturali, psicologiche, antropologiche, che da secoli hanno in qualche modo tenuto insieme la società. Allora provo a dire qualcosa su questo. Perché no, non mi nascondo, credo di sì. E cioè credo che questo processo riesca a suggerirci alcune vie per comprendere come in realtà questi antichi fondamenti del vivere associato, non solo a Venezia naturalmente, si stanno screpolando. Da una parte ovviamente in modo clamoroso, più lentamente in altre, ma si stanno sgretolando. Allora, io per spiegare questo direi così. Ci sono due grandi paradigmi che hanno delle radici complicate, non stiamo a dirle, che risalgono al mondo antico, al mondo greco, al mondo romano, eccetera, eccetera, ma che vengono poi ripresi in modo decisivo dal Medioevo all'età di cui stiamo parlando. Ci sono, come dire, due grandi paradigmi, due grandi pilastri sui quali si articola l'ordine della società. Provo a dirli, spero in modo non troppo scuro. Uno è basato, potremmo dire così, sullo status, e cioè su una teoria per cui la gerarchia sociale è data una volta per tutte. I gesuiti nel 500-600 ci costruiranno i loro trattati scolastici. Non si parla di classi sociali, si parla di status, cioè di ceti. Ognuno per destino è nato all'interno di uno di questi ceti, poi qualcuno dice 3, dice 5, non importa, ma di queste strutture rigide e lì devi stare. E il disordine sociale, per così dire, viene creato dal momento in cui qualcuno non capisce che deve stare all'interno della casella che il Padre Eterno gli ha assegnato, o la natura gli ha assegnato. E allora quel discorso che ci hanno fatto Castellani, Florio, eccetera, sul nobili, sul civi, sui populares, rientra in questa questione dello status. State attenti, perché non è soltanto quando noi prendiamo le armi e facciamo l'assalto alla Bastiglia che stiamo mettendo in discussione l'ordine della società, ma noi lo stiamo mettendo in discussione ogni volta che non ci stiamo. Ad esempio, ogni volta che un figlio non accetta la decisione del padre di escluderlo dall'asse ereditario. Ma potremmo moltiplicarne in molti altri casi. Allora, come dire, c'è una struttura rigida che non è astratta, non è pensata dai giuristi o dai politici, è nelle cose. E poi ce n'è un'altra. Provo a dire così, così capiamo anche queste vicende, che io direi invece più fluida, più mobile, che si articola attraverso altri trattati, attraverso discorsi, attraverso pratiche sociali, libri, romanzi che cominciano proprio partendo da queste questioni. Che cos'è il grande romanzo seicentesco, settecentesco, se non il conflitto tra queste due cose che vi sto dicendo? Questa seconda, come dire, realtà possiede un altro vocabolario, possiede un altro vocabolario molto significativo. Quali sono le parole chiave di questo vocabolario che ancora una volta ha delle origini classiche che però poi vengono riprese nel 500-600 e mutate di segno, di contenuti, eccetera, eccetera? Sentite un po'
questo vocabolario invece, diciamo, della fluidità, del movimento. Fides, fiducia, fedeltà, amicizia. Non si parla di nobiles e populares, ma si parla di patroni e clienti, di amici. E allora, dentro questa società che è a suo modo così segmentata rigidamente, ci sono delle categorie che consentono altri dialoghi, altre possibilità, altre mediazioni, che vengono codificate in questo modo. Perché ve ne parlo qui? Beh, perché decidere chi è degno di ottenere una sovvenzione, una carità dallo Stato e chi invece non è degno, entra in questo gioco. Provo a dirlo con più chiarezza. Un trattato del 500, del 1592, ha un titolo suggestivo, curioso. È scritto in latino perché i giuristi scrivono sempre in latino. Non devono scrivere in volgare, non devono essere compresi dei più, naturalmente. Aveva ragione, no, Don Alessandro Manzoni? È certo che aveva ragione. Comunque questo trattato si intitola Tractatus, naturalmente, de paupertates ac eius privilegis. È il trattato sulla povertà e sui privilegi. Ma come? I privilegi hanno della povertà? Ecco, all'interno di questa società circolano dei manuali dei confessori, delle pratiche giuridiche che mettono insieme teologia e politica in modo complicato. Perché anche il messaggio evangelico, no, è complesso, no? Voi lo sapete, no? Matteo e Luca non dicono mica la stessa cosa nei loro Vangeli, che tutti devono fare la carità, che però chi fa la carità non deve apparire. Insomma. E allora Cornelio di Benincasa tira fuori delle vecchie questioni che aveva elaborato un grande filosofo latino che si chiamava Seneca, che aveva fatto delle riflessioni su che cos'è, qual è la realtà della povertà. Allora lui diceva che la povertà è una necessitas, è una carenza, potremmo dire, ma che riguarda la nostra facoltà di vivere recte, di vivere rettamente, con rettitudine. Che strana questa cosa. Cosa vuol dire che la povertà è una facoltà inerente alla nostra capacità di vivere con rettitudine? Ma cosa sono queste? Delle masturbazioni di giuristi cinquecenteschi o hanno a che fare con dei discorsi di cui ci stiamo occupando? Allora, questi dotti giuristi che lavoravano per i principi, per i sovrani di allora, che fornivano loro, cioè, le ideologie del governo, del potere, questo è. Allora, questi qui dicono che, ma insomma, la povertà non è determinata dal possesso materiale di beni, non è determinata dal fatto che io ho in banca 10.000 euro o che non ho un conto in banca. Non è questa la povertà, dice questo giurista. Ma dice, la povertà è determinata, è una condizione, come dire, psicologica, spirituale, ed è determinata dal desiderio insaziabile di avere di più. Ha a che fare con l'avidità, dunque con la cupidigia. Il non sentirsi mai appagato, ma non sentirsi mai appagato, mentre il nostro giurista
italiano scrive queste cose, in Inghilterra si stanno scrivendo dei trattati che poi verranno ripresi nel 600, nel 700, in cui si dirà no, ma è il desiderio inappagato che consente alla società di costituirsi, ma quelli sono i capitalisti inglesi. È il desiderio inappagato di Barry Lyndon, diciamo, no? Invece non bisogna avere desideri inappagati. Allora la povertà può essere anche una condizione virtuosa. E allora nel nostro campo decidere quando la paupertas è retta, è giusta, vedete, non sono discorsi astratti, ma si confrontano con i microcosmi, con la società, nei suoi funzionamenti. Allora decidere che esiste una povertà giusta significa riconoscere ad alcuni il privilegio di essere poveri, e cioè di essere assistiti. Hanno una dignità. E la dignità cosa deriverebbe da quei signori lì? Dal fatto che hanno compiuto il grande salto, si sono pentiti e sono tornati col capo sparso di cenere alla fede cristiana, cattolica, apostolica. E si comportano con dignità, non bestemmiano, non alzano la voce, non disturbano gli scarpari quando fanno il loro mestiere. Allora anche qui la povertà, vedete, non è un dato oggettivo. Esiste, sta nel catasto, quanta terra e quanta ricchezza uno possiede, ma è un comportamento che viene misurato dalla società, anche attraverso delle procedure burocratiche. Ma questa idea, e vado veramente alla conclusione, di povertà e dunque di dinamica sociale, questa strana commistione tra il patronaggio, la clientela, l'amicizia, la fides, la fiducia, il povero buono e dall'altra parte il povero cattivo, quello che non vive recte, e allora il diritto penale inventerà tutti i delitti del povero che non vive rettamente, mentre il diritto civile riconoscerà gli spazi di assistenza e di carità al povero che invece vive bene. Ma quest'idea così, come dire, che ha permeato, che ha impregnato le fibre della società e che ha consentito anche di esorcizzare una delle più grandi paure che hanno gli uomini di antico regime, quello di diventare poveri. Perché noi, gli storici cosa fanno? Studiano i fenomeni di ascesa sociale, quelli che ci riescono. Perché? Perché quelli sono testimoniati, ma invece sono meno testimoniati di quelli che fanno il cammino inverso, quello che i romanzieri ci raccontano, no? Ecco. Allora, questa idea viene messa in crisi da un'altra idea. Già nel Cinquecento si era pensato al contenimento dei poveri. L'avevano fatto tutti gli stati italiani, tutti gli stati europei in vario modo. Nel 1590-91 c'è una grande crisi, e le grandi crisi segnano sempre un'accentuazione del pauperismo, della questua, eccetera, eccetera, no? Ecco. Venezia decide una tassazione straordinaria di 5.000 ducati che serviranno per pagare un salario minimo a individui che lavoreranno nelle opere pubbliche di fortificazione dello Stato. E così faranno il Granduca di Toscana, e così faranno a Milano, e così faranno in Francia. Allora qui c'è un concetto che il lavoro, e così dicevano i teologi e quelli che discutevano tutte queste basi antiche che vi ho detto, c'è il concetto cioè che il lavoro sia moralmente utile alla società e al povero. Nel 1760, ultimo forse sintomo di questa antica tradizione, il Papa a Roma
e Venezia lo riprenderà, ordinerà una specie di sondaggio, ancora una volta i parroci dovevano condurre, intorno alle feste religiose in campagna. E il Papa Benedetto XIV, che era un Papa illuminato, no? Ecco, dirà no, questi contadini non lavorano mica tanto, ci sono troppe feste. E allora i parroci di tutti i villaggi veneti risponderanno al Doge e descriveranno, sono tanti, 80-90 giorni, c'è una festa ogni 3 giorni, sti contadini non lavorano mai. Allora c'è, come dire, un crinale sottile, no? Dalla concezione del lavoro come qualcosa di moralmente utile a raffrenare, per così dire, gli istinti peggiori e il degrado della società, il caso di questa banda di gaglioffi, e una nuova idea di lavoro che i principi i sovrani stanno facendo loro, e cioè che il lavoro è economicamente utile. Economicamente utile. E questo cambia radicalmente, perché la nozione di povertà e di povero viene immessa in un altro circuito, quello del problema della ricchezza dello Stato, non più, come dire, della morale pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza, del delitto o meno di lesa maestà, ma del benessere collettivo. Allora questo processo, come dire, in controluce, no? Racconta una storia molto interessante, sembra, ripeto, quella di Barry Lyndon, sembra quella, così mi ero messo anche questo, vedete, questo è la prima edizione della Vida del Lazarillo de Tormes, 1544, in Spagna. E questo è invece l'istoria della vida del buscón llamado Don Pablos, Ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Questo è Francisco de Quevedo. Questi sono 2 romanzi che sembrano anche questi raccontare le storie che vi ho di cui abbiamo appena detto. La prima, il picaro, questo Lazarillo che presta i servizi a un mendicante cieco e poi va da un prete avaro e poi va da un militare sbandato e poi alla fine assiste, sentite un po', uno che falsifica delle bolle papali, a proposito di falsificazione di documenti, e poi un caposbirro, e poi un pittore di strada, e poi un arciprete a cui seduce una figlia. Questo arciprete aveva una figlia. Finirà male anche questo Lazarillo. E poi invece il buscón, siamo nel 1626, siamo a Segovia, è figlio, dice questo grande scrittore che vedo, di una donna ebrea, dice rammendatrice di potere, e poi dice una baldracca. Rammendatrice di potere vuol dire quello. Il padre è un barbiere. A un certo punto il padre viene impiccato, la moglie accusata di stragoneria, allora fugge a Madrid, dove c'è la sagra della furfanteria. Tutte le trame, tipo questa banda qua, diciamo, ecco. Poi torna a fare il mendicante e fa anche l'attore proprio degrado. Entra in una compagnia teatrale. Corteggia una monaca, alla fine del clima, c'è sempre quello, si trasferisce nei possedimenti dell'impero in America del Sud, dove ne combinerà anche altre e verrà condannato a morte. Ecco. Allora c'è anche insieme nei codici che stiamo cercando di cogliere anche questa lunga tradizione di questa, non so come dire, attrazione e repulsione nei confronti del picaro, del buscón, del pitocco, del furfante. C'è una fascinazione della società su cui forse dovremmo interrogarci bene, per questa, almeno per il periodo di antico regime. Questa società che pretende di essere così ordinata, così chiusa in rituali, in micro rituali quotidiani, ma che però poi sente la necessità, attraverso i quadri che vi ho fatto vedere prima, attraverso il romanzo, forse attraverso anche un'inchiesta giudiziaria, a confrontarsi con il totalmente altro. Grazie.